A Venezia non piacciono i provvedimenti inseriti in un emendamento su Venezia del Ministero dei Trasporti. In sintesi, un po' tutti si ribellano all'emendamento voluto dal ministro Toninelli all'interno della cosiddetta legge sblocca cantieri. Esso prevede un commissario straordinario per sovrintendere il completamento, collaudo e avviamento del MOSE, una struttura pubblica con partecipazione e capitale sociale dei ministeri di finanze, trasporti, politiche agricole, turismo e beni culturali, nonché di Regione Veneto, Città metropolitana e Comune di Venezia e autorità portuale. Una società che insomma dovrà coordinare l'esecuzione e l'affidamento delle attività di gestione e manutenzione del sistema MOSE e ancora un decreto per la ripartizione delle assegnazioni a favore dei componenti del comitatone in modo da accelerare i trasferimenti di soldi e consentire l'avvio degli interventi da parte dei comuni beneficiari. Ma a far saltare definitivamente la mosca al naso alla politica lagunare è l'ipotesi che la dotazione finanziaria per tutto ciò debba saltare fuori da una tassa di scopo. Non sono assolutamente d'accordo sull'emendamento proposto dal ministro Toninelli che prevede che ci sia una tassa a carico dei veneti, dei turisti e che addirittura i veneti con la regione dovranno pagare 15 milioni di euro all'anno per la gestione del MOSE, una gestione che costerà più o meno 100 milioni di euro all'anno. È un'opera dello Stato, la salvaguardia è la salvaguardia di una città che è patrimonio dell'umanità e quindi lo Stato dimostri di esserci, di essere presente e si gestisca quest'opera e tiri fuori i soldi. Di certo non li deve chiedere a noi. Dall'altro voglio anche dire che è imbarazzante sentirci fare queste richieste in un momento nel quale noi facciamo un'altra bella richiesta che è quella dell'autonomia. Quindi no a questo modello, si trovi un'altra soluzione, noi siamo a disposizione per i ragionamenti ma di certo non per tirar fuori i soldi. Incredulo e scandalizzato da questa iniziativa confusa ed estemporanea del Ministero si dice anche il sindaco di Venezia Luigi Prugnaro, arrabbiato perché non è stata condivisa con gli enti locali. Sembra una manovra da burocrati di palazzo che con l'aiuto di qualche manina locale ha partorito uno strafalcione, dice Prugnaro, viziato da evidenti profili di incostituzionalità. Inventata anche una nuova società di gestione del MOSE che per finanziarsi mette le mani nelle tasche dei cittadini. Quante volte dovremo pagare il MOSE? Chiude il sindaco. Anche il parlamentare del Partito Democratico Nicola Pellicani è intervenuto con una nota dove sottolinea che una nuova, generica e confusa tassa di scopo finalizzata al finanziamento della gestione del MOSE suoni come una presa in giro del governo.